Oh, basta, buongiorno, Juventine, Juventini. Buon- Ma signori miei, oh, non si può vincere sempre. È inutile che facciamo vittimismo, che facciamo pianghistei, che lamentiamo della dirigenza di Agnelli. Va bene, anche io, il primo sono stato io. Non c'è da essere contenti. Ma è evidente, è chiaro a tutti ormai che in casa Juve c'è stato un terremoto, anzi uno tsunami, tutto da ricostruire e cerchiamo di essere umani, dai. Non è semplice, è facile quando si vince, tutti bravi, applausi e tutti contenti, ma quando si è in crisi e c'è da ricominciare tutto, ci vuole il tempo. Allegri, io non sono contento che è rimasto alla Juve, ma se ci pensiamo bene, in questo momento meglio lui, che già è stato dentro a questo maremoto, a questo casino, c'è dentro e sa tutto, e sa, è di casa, che vi piaccia, che ci piaccia o no, è di casa. E secondo me, a malincuore, devo dire che per il prossimo anno non c'era carta migliore, per tanti motivi. Uno, perché lui ha le mani in pasta e sa il casino che c'è. E due, per la società c'è da capire che questo personaggio ha un costo e non di poco conto, quindi a prendere un altro e pagare due, io vorrei vedere voi con i vostri soldi se avreste pensato allo stesso modo, come sono i soldi di Agnelli, della famiglia Agnelli. E allora tutti parliamo facile, ma non è che costa 2 noccioline, signor Allegri, ci è costato 1.000.000 di euro e l'errore è stato fatto all'inizio a fare il contratto di 4 anni, un contratto così importante, ma il fatto è fatto. Ora, voglio dire, l'anno prossimo si deve dedicare solo al campionato, quindi loro sanno cosa fanno, loro sono nel mondo del calcio, questo è il loro mestiere, sono i loro rischi, i soldi sono di loro. Non vedo il motivo perché tutti questi juventini, tutti questi youtuber che fomentano odio, fomentano rivoluzioni, scioperi, disdette. La Juve ha bisogno dei tifosi più che mai. Quando si perde, quando si è in difficoltà, è il momento in cui si ha più bisogno dei tifosi, perché applaudire è facile, gioire è facile, fare festa è facile, ma quando si deve lavorare e quando si devono investire soldi e non sprecarne più come ha fatto la Juve in questi anni, è una decisione importante e loro non possono stare a sentire i capricci di noi tifosi. Quindi io quest'anno, vabbè, ci può stare che Allegri rimane alla Juve, si spera che riesca a fare quadrare un po' di gioco con quei giocatori che ha, che restano, e poi vediamo che mosse farà la società, se può prendere qualche giocatorino per cambiare un pochettino la musica. Non lo so, questo è il compito di loro, è il lavoro loro. Io onestamente faccio caffè e devo fare caffè. Voi non so cosa fate, ma sicuramente non siete proprietari di società di blasone della Juve.
quindi forse al massimo potete gestire una squadretta così provinciale under 15, under 12, pulcini al massimo, e basta. Secondo me dovremmo smetterla un po' tutti questi youtuber famosi, grossi, non io che non sono nessuno. Dovete smetterla di fare tutta questa lamentela, tutti questi piagnistei e tutti questi casini, perché tanto voi un euro di tasca non ce lo mettete, tanto voi a stento avete l'abbonamento a DAZN, a Sky, a stento, perché ci sono pure quelli taroccati, quindi in mezzo, che sicuramente saranno quelli che si lamentano di più. Facciamoli lavorare, se poi la musica continua, magari un po' il diritto ce l'abbiamo di protestare, però ormai è andata. Abbiamo buttato parecchie occasioni nel cesso, siamo lì, abbiamo sta conference, che ci piaccia o no, da giocare. Se non ne vogliono si autoeliminano e si dedicano solo al campionato. Ma la situazione è questa, non abbiamo nessun potere. Passiamoci quest'estate, chi può si diverta, chi si diverte meno lo fa meno, chi lo può fare di più si diverte di più, e il prossimo campionato stiamo a vedere, chi lo sa, può essere che vince lo scudetto. La palla è rotonda, raga, quindi non ammalignatevi. Sto vedendo troppa gente che si ammaligna, che si dispera. È andata così, è finita. Riposiamoci, il prossimo campionato si riparte da zero e vediamo cosa sa fare questo signore alla panchina. Sicuramente se va in malora la dirigenza provvederà. Non sappiamo noi, non lo possiamo sapere. Ognuno con il suo mestiere, ognuno col suo lavoro. Va bene? Questo è quanto. Speriamo che ci siano notizie buone, qualche acquisto simpatico. Magari poi sul campo, sulla carta può sembrare una ciofeca, ma sul campo nasce una stella e ci porta a vincere lo scudetto. Qualcosa avrà imparato sto Agnelli e sto Allegri, qualcosa l'avrà imparata. Non penso che abbia piacere a perdere o a fare figuracci, tanto lo sa lui. L'anno prossimo può sbagliare poco e niente, più niente che poco, perché penso che la tifoseria se lo mangerà con tutte le scarpe, quindi lui questo pensiero ce l'avrà. Basta però, madonna, basta però. Senti sempre tutti questi tifosi juventini in questi canali che parlano di Juve, ma sempre più un anti-Juve, canali anti-Juve. Basta, è finita così e cominciamo da capo, e loro sapranno cosa fare, sicuramente più di noi. Ciao a tutti, signorini, signorine, juventini e non juventini. Ci vediamo adesso.